Il concerto sarà un'opportunità per i nostri studenti che vedete qui schierati, tutti bravissimi, sono stati selezionati da noi, da una commissione apposita, e quindi hanno già suonato davanti a dei docenti i brani, con l'accompagnamento del pianoforte, i brani che poi eseguiranno con l'orchestra. Per loro è un momento quindi formativo, ancora una volta uso questo termine, e anche penso molto gratificante, perché avranno davanti un pubblico molto numeroso, un teatro prestigioso, e c'è da dire che esibirsi da solisti con un'orchestra è un impegno notevole, perché richiede capacità di sostenere il palco, il pubblico, l'interazione con l'orchestra, con il direttore, e dunque quelli che avete qui davanti sono sicuramente emozioni e volontà. Così, sono studenti modello, potremmo dire. Io direi di iniziare con Luca Celegato, che suonerà il concerto di Beethoven numero 1, che ci può dare qualche feedback sulle emozioni che prova, so che ha già fatto delle prove con l'orchestra, ecco. Innanzitutto ringrazio il direttore e anche il conservatore di Adria per avermi dato questa possibilità. Era quando ero piccolo che avevo iniziato, che avevo questo desiderio di un giorno esibirmi in teatro da solista con l'orchestra. Come già anticipava il direttore, suonare con l'orchestra non è per niente facile, perché si è da soli con 40 persone, quindi ci si deve ascoltare, quindi è veramente uno sforzo di attenzione, e inoltre bisogna anche stare attenti alla propria parte, quindi non è per niente facile. In vista di questo concerto ho avuto quest'estate un'esperienza, sono andato a eseguire il concerto in Romania, a Bacău, con l'orchestra di Bacău, e là ho visto proprio come bisogna affrontare e cos'è veramente suonare con l'orchestra. Quindi sono veramente soddisfatto di aver raggiunto questo obiettivo e di aver passato anche l'audizione. Ancora l'anno scorso, dopo con la scusa del Covid, appunto è stato annullato, e finalmente potrò esibirmi sabato al concerto, e sono veramente felice e contento. Che dire, parlando anche di esperienze, io ho avuto la fortuna di fare già un'esperienza da solista con l'orchestra, parliamo di 3 anni fa, e ho avuto modo di suonare per 3 serate in provincia di Mantova, e il 25 dicembre, quindi per Natale, nel Duomo di Mantova, con un'orchestra di Parma, musici di Parma, che ancora ringrazio, e è stata un'esperienza veramente molto molto bella. Anche lì ho avuto modo di avere un pubblico molto molto grande, visto che il Duomo era pieno, è stato molto bello. Comunque, parlando di questo concerto, noi non abbiamo ancora avuto modo di provare con l'orchestra, quindi abbiamo delle aspettative, insomma. Domani iniziano le prove generali. E, insomma, vogliamo essere sorpresi, insomma, noi abbiamo preparato la nostra parte e siamo anche sicuri che esattamente, anche dall'altra parte. Siete parte integrante dell'orchestra come orchestrali, però viverla, diciamo, da solisti penso sia, anzi lo so di per certo che è una cosa ben diversa. Siete emozionati? Beh, adesso in teoria calmi, perché sprecare le emozioni già i giorni prima, dopo arrivi che sei spontato. Si sprecano le cose. Esatto. Bisogna darle tutte in un colpo solo alla sera del concerto. Io ho fatto già diversi concerti con l'orchestra e mi sono sempre trovata bene in realtà a fare la solista, ero sempre a mio agio, quindi vediamo questa volta. Allora, io a differenza dei miei amici, dei miei compagni, ho vinto l'audizione quest'anno, quindi praticamente sono una sorta di new entry rispetto a loro che invece dovevano già farlo l'anno scorso. Anche per quanto riguarda me, ho già fatto esperienze come solista in orchestra, però comunque era un'orchestra più ristretta, nel senso che erano sempre concerti per flauto e orchestra d'archi.
mentre effettivamente un'orchestra sinfonica completa, addirittura con 4 corni, è una responsabilità non da poco, insomma. Ciò che mi piace di più è comunque il lavoro che si fa insieme, perché non è il solista e l'orchestra, ma è il solista insieme all'orchestra, quindi si vede cosa ha scritto il compositore, si suona quel che c'è scritto, però c'è modo anche di dire ok ragazzi, qui è scritto così, però proviamo a vederla con un'ottica differente e a venirci incontro, a amalgamare più le cose, a fare insieme una cosa che ci piace, per dire magari, per esagerare un concetto che era già espresso, quindi è comunque un lavoro che si fa insieme in qualche modo. Sono contentissima che finalmente si siano aperte le porte del teatro comunale, perché vuol dire che con la pandemia, insomma, almeno, a meno che domani mattina non ci dicano tutti casa come per l'inaugurazione dell'auditorium, che è stata una doccia fredda, che una la sopporterei, 2 non so, speriamo, dai, non voglio, so che il numero di persone che si sono prenotate è abbastanza numeroso, insomma abbiamo praticamente la platea, quasi tutta la platea e i palchi occupati. Speriamo che si riesca anche a occupare la prima galleria. Sono molto contento che, come ha detto la Presidente, finalmente si possa ritornare a teatro. Sono molto emozionato, forse più dei solisti, perché provo a mettervi nei loro panni, insomma, andare su un teatro con un'orchestra deve essere veramente una soddisfazione enorme, ma anche una grande emozione. Ho avuto il piacere di conoscere alcuni di musicisti. Il direttore giustamente ha detto e ha ricordato in questo anno lo sforzo anche economico, insomma, no, di promozionare, perché di quello alla fine poi si paga, no? Ma perché è fondamentale, e vi chiediamo il vostro supporto, secondo me doveroso da Adriesi, perlomeno insomma per chi è giornalista di area, perché parliamo di un'eccellenza del territorio indispensabile per formare i nostri giovani.